Una rappresentanza della comunità friulana in Vallonia in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle al Bois de Casier. L'Eraple, l'ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati, ha organizzato un convegno dedicato alla storia dell'immigrazione friulana in Belgio, legata a doppio filo con quella della tragedia dei minatori dell'8 agosto 1956. L'emigrazione dal Friuli Venezia Giulia e i diritti dei lavoratori all'estero a 70 anni da Marcinelle, questo è il titolo del convegno. Insieme ai Giuliani nel mondo, Ente Friuli nel mondo, EFASCE, CLAPE e Unione Emigranti Sloveni, con il patrocinio dell'Università di Udine e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo riunito come ogni anno, l'Eraple ogni anno fa da capofila ormai da quasi 30 anni, da quando ci sono io e ancora prima con i nostri che erano lì emigrati negli anni 50, uno su tutti Giuseppe Piccoli di San Daniele di Osoppo, emigrato col papà e la mamma che ha vissuto nelle baracche insegnando l'italiano agli emigrati. Abbiamo celebrato il 70° della una delle più grandi tragedie minerarie in Europa, dove hanno perso la vita 262 minatori, 136 italiani, 7 friulani. Abbiamo riunito i nostri corregionali all'estero insieme a tutte le associazioni per i corregionali all'estero, oltre alla presenza della professoressa Marina Brollo dell'Università di Udine, della Presidente Caruso dell'AICRE. Abbiamo fatto un convegno alle ACLI col Presidente delle ACLI del Belgio, dell'Italia e del Lussemburgo. Abbiamo riunito i sindacati locali legati al movimento aclista, abbiamo riunito gli aclisti friulani e non solo per parlare di cosa? Di diritto del lavoro. Il ruolo dell'Eraple e degli altri enti sorti a difesa dei nostri corregionali all'estero, ma soprattutto, secondo Costantini, la speranza che si intuisca da parte della Regione Friuli Venezia Giulia il fondamentale passaggio dei viaggi della memoria aperti agli studenti, a conoscenza diretta di quanto fatto dai nostri friulani all'estero e portato avanti dai discendenti. Creare i viaggi della memoria degli studenti di qualche classe meritevole di questa regione in questi luoghi della memoria, per vedere dove i nostri sono andati, per favorire l'istruzione e la crescita della regione a cui tutti devono essere grati, non solo l'8 agosto, ma devono essere grati ogni giorno per quello che questa regione continua a offrire alle nuove generazioni.